Buongiorno e ben ritrovati amici di Calcio Napoli 24 TV al consueto primo appuntamento di giornata, la rassegna stampa di oggi, martedì 25 ottobre, in conduzione Giuseppe Foria con il nostro inseparabile Emanuele Bernardo in cabina di regia, che saluto e ringrazio come sempre. Rassegna stampa di martedì di Champions, visto che oggi si aprirà la quinta giornata appunto dei gironi e scenderanno in campo le prime italiane con Juventus e Milan, che vivono una situazione complicata ma ben diversa. Martedì di Champions anche per il Napoli, che scenderà in campo domani contro il Rangers Glasgow allo stadio Maradona alle ore 21. Oggi però è tempo di conferenze. Infatti parleranno sia Luciano Spalletti che Van Bronckhorst, allenatore appunto dei Rangers. Spalletti che la conferenza di Spalletti si potrà vedere su Calcio Napoli 24 TV 79 del digitale terrestre, ricordiamolo a tutti, e anche sui canali ufficiali di YouTube in diretta qui, sempre con noi, dove potete cliccare like e iscrivervi al canale, e vi ringrazio in anticipo. Conferenza di Spalletti alle 14:30 con il nostro Riccardo Catapano, e alle 18:45 invece Van Bronckhorst, che parlerà direttamente allo stadio Diego Armando Maradona. Napoli che è già matematicamente qualificato agli ottavi di finale, ma non ha la sicurezza ancora del primo posto, che si giocherà appunto con il Liverpool. Andiamo a vedere, grazie a Emanuele, se possibile subito, il pezzo del nostro Claudio Russo, che ha analizzato come il Napoli potrà passare questo girone di Champions da primo in classifica. Infatti possiamo vedere un attimo solo, aspettiamo il nostro Emanuele che ci mostrerà la grafica, perché il Napoli può passare appunto il primo posto del girone con diversi aspetti, soprattutto grazie al Liverpool, che può non vincere domani nella sfida contro l'Ajax. Ecco qui il pezzo grazie a Emanuele, il pezzo del nostro Claudio Russo, che analizza nei minimi dettagli appunto il girone del Napoli. Ecco qui, il Napoli è qualificato agli ottavi già matematicamente, con altre prime come il Bayern Monaco, il Club Brugge, il Manchester City e il Real Madrid. Ma come può il Napoli qualificarsi come prima in classifica lo vediamo qui. Il Napoli è qualificato agli ottavi di finale, vincerà matematicamente il girone se vince e il Liverpool non vince. Quindi se il Napoli domani dovesse vincere contro i Rangers, ma allo stesso tempo il Liverpool non ottenere i 3 punti contro l'Ajax, il Napoli sarà già matematicamente primo, nonostante la sfida, l'ultima all'Anfield, di Liverpool appunto contro la squadra di Klopp. Un girone di Champions complicato, ma che il Napoli di Spalletti ha condotto nei minimi dettagli ed è primo in classifica, come primo in classifica anche in campionato. Possiamo passare ora alle prime pagine di giornata, che sono sicuramente concentrate sulle sfide di Champions che attendono le italiane di questo turno. Partiamo appunto dalla Gazzetta dello Sport. Milan vince e svolta, mentre Juve vince e spera. Due situazioni appunto che dicevamo diverse, perché il Milan ancora dalla sua, diciamo, la possibilità di passare il girone e accedere agli ottavi, mentre la Juve dovrà sperare in qualche passo falso del Benfica, oltre che andare a vincere proprio lì. Taglio basso sulla destra che si concentra sul Napoli. Napoli, Osimhen, Kvara, maturità e gol. Perché si può dire scudetto? È l'analisi della Gazzetta dello Sport che troviamo su calcionapoli24.it nel dettaglio, con tutte le statistiche e i dati di questo Napoli. Nel taglio basso invece c'è spazio a Sarri e Mo via a lungo dello special derby, sulla Sampdoria di Stankovic, che ha ottenuto la sua prima vittoria, vinci la prima e Sassuolo A. Il Sassuolo che sarà la prossima avversaria del Napoli, che ha vinto nel Monday Night di ieri contro l'Hellas Verona. Passiamo invece alla prossima prima pagina, che è quella del Corriere dello Sport,
Eccola qui. Juve nella tempesta, Allegri a Lisbona si gioca l'Europa, mentre Agnelli rischia il processo perché c'è la solita inchiesta plusvalenze e stipendi contro la Juventus e il suo presidente. Spazio centrale anche per il Napoli, che celebra il Nigea in una squadra bellissima. Osi la prepotenza del gol, forza, tempismo, stile e coordinazione. La rete segnata alla Roma è da cineteca. Con un Victor così sognare è un dovere. E i tifosi del Napoli sognano sicuramente, visto il ritmo che sta assumendo la squadra di Spalletti. Passiamo invece al Tutto Sport, l'altra prima pagina di giornata. Ecco qui, poco spazio sul Napoli, anzi quasi inesistente. Lippi vai a Max, superami. È l'intervista di Lippi verso Allegri della Juventus. C'è poi spazio sempre in basso per il Milan, Leao deve entrare in Europa, l'Inter in Champions si gioca pure Skriniar, e poi spazio al Torino sulla sinistra, mentre un piccolo riferimento al Napoli c'è semplicemente grazie all'ATP vinta da giovane Musetti, che ha battuto domenica Berrettini in finale. Musetti guida la baby sfida al Top Alcaraz, i baby talenti del tennis che stanno emergendo, c'è anche l'italiano Musetti. Infine l'ultima prima pagina è quella del Mattino. Eccola qui che arriva, prima pagina del Mattino, che parla nel taglio basso di Osimhen, un gol incredibile come Van Basten nell'88. Napoli, febbre da scudetto, tifosi show al Maradona. Sono stati già superati appunto i 300.000 spettatori in queste prime partite casalinghe del Napoli, che ha giocato allo stadio Diego Armando. Eccoci qua, siamo ritrovati, un piccolo problema, scusateci ancora, eccoci qua. Possiamo vedere la prima pagina, grazie a Emanuele che è stato tempestivo nonostante il problema tecnico, che si concentra sugli incassi quanto gli azzurri quest'anno. Vediamo dove l'edizione odierna appunto della Gazzetta dello Sport si concentra sulle italiane. La Juve può considerare nelle sue casse già 53 milioni, soltanto il Napoli ha fatto meglio con 57, l'Inter a quota 45, il Milan a 43.
La Juve potrebbe però guadagnare altri 60 vincendo la Coppa, missione che appare però impossibile. Questi incassi Champions del Napoli al momento e delle italiane grazie a queste prime giornate dei gironi di Champions League. Se possiamo continuare ad andare avanti nella nostra rassegna, possiamo vedere che nelle prossime notizie di giornata ci sono sempre analisi sul Napoli, su Spalletti, su De Laurentiis, sulla Champions, ma in particolare c'è la notizia del Mattino che parla della strategia cambiata di Aurelio De Laurentiis, che la scorsa estate aveva mandato un segnale importante al Napoli e alla piazza, appunto dicendo che sarebbe dovuto restare forse più vicino alla squadra durante la stagione. Questa era l'anticipazione data da Aurelio De Laurentiis, che è però assolutamente cambiata perché De Laurentiis ora si fida di suo figlio Edoardo e di Cristiano Giuntoli. Infatti De Laurentiis vediamo che non ha ancora rilasciato dichiarazioni importanti oppure interviste, semplicemente qualche breve tweet, e comunque la sua presenza allo stadio c'è, ma non a Castelvolturno. Ecco qui l'analisi appunto dettagliata del Mattino che spiega: aveva detto che si sarebbe spostato a Castelvolturno per far sentire di più la sua presenza, ma ha capito che non c'è bisogno, c'è Edoardo, il figlio, a ricoprire il ruolo di suo referente nel quartier generale sul litorale Domizio. C'è poi Giuntoli, il suo autorevole braccio armato sul mercato, che non è semplicemente un direttore sportivo. E questo appunto il piano di De Laurentiis cambiato, la strategia. Ora fiducia a Edo De Laurentiis e a Cristiano Giuntoli, che sono loro a fianco di Spalletti in questo inizio di stagione importante del Napoli. Altra notizia importante è quella che parla del ritiro che farà il Napoli durante la sosta dei mondiali, perché ricordiamo che dopo il 12 novembre, ultima partita di campionato del Napoli, prima della lunga sosta, ci sarà appunto la pausa dei mondiali che si giocheranno in Qatar e il Napoli ne approfitterà per andare in Turchia, dove ad Antalya c'è un ottimo clima, Spalletti è convinto e allora la società ha dato l'ok. Tournée di 2 settimane a dicembre, ecco qui, mancano 4 gare alla sosta e il Napoli ne ha ancora 3 allo stadio Maradona. Questo per quanto riguarda però il campionato, perché ricordiamo che di mezzo ci sono anche le sfide con i Rangers e il Liverpool in Champions League. Gli azzurri hanno vinto fuori casa gli scontri diretti con Lazio, Milan, Roma, senza vertigini. Poi ci sarà appunto la sosta, la tournée in Turchia di 2 settimane a dicembre ad Antalya, dove sarà possibile per il Napoli riprendere comunque la condizione fisica, giocare qualche amichevole importante di prestigio con squadre di Premier League, e questo il Spalletti lo potrà fare con quasi la rosa al completo, perché soltanto 5, forse 6, considerato anche Simeone, dei calciatori andranno a giocare i mondiali. Le prossime notizie di questa rassegna stampa oggi 25 ottobre continuano a parlare anche di Osimhen. Come non si può parlare di Osimhen, che è tornato dall'infortunio, ha messo a segno 3 gol e ora è davvero lui il trascinatore del Napoli, nonostante Raspadori e Simeone si sono fatti valere e non hanno fatto sentire per nulla la sua assenza. Per quanto tempo però il Napoli potrà permettersi Osimhen? E questo è il pezzo odierno di Tutto Sport, visto che secondo il giornale De Laurentiis ha già fissato il prezzo di Osimhen, che si aggira intorno ai 100 milioni. Infatti scrive Tutto Sport che il Napoli ha comunicato che non si discute per meno di 100 milioni. Questa l'asticella alzata da De Laurentiis, che nel 2020 aveva sborsato circa 60 milioni totali per comprare il giovane attaccante nigeriano, che nonostante tanti problemi fisici non ha mai avuto problemi di gol invece. Passiamo alle ultime notizie di giornata, una sempre che riguarda Osimhen e i club interessati, perché c'era il Manchester United la scorsa estate e anche il Newcastle da diverso tempo che segue il giocatore,
ma in realtà tutto sport, oltre che a parlare del prezzo fissato da De Laurentiis per l'attaccante, svela anche qual è un altro club molto interessato. Lo andiamo a vedere, perché il club appunto interessato a Osimhen è il Chelsea, con cui il Napoli ha ottimi rapporti, visto gli ultimi investimenti che la squadra inglese ha fatto con il presidente De Laurentiis. Se ricordiamo, Jorginho e l'ultimo Koulibaly proprio la scorsa estate. Vedremo se anche questa volta ci sarà un asse di mercato tra Chelsea e Napoli per l'attaccante nigeriano. Un'altra notizia è quella dove, vabbè, già ne abbiamo parlato, febbre Maradona, oltre 300.000 tifosi allo stadio. In città però non c'è euforia, perché questo è il cambiamento che ha fatto il Napoli, diciamo lo step successivo, forse anche per quanto riguarda la tifoseria. La squadra è concentrata sui propri obiettivi, ma la piazza allo stesso tempo non gioisce, sì, ma senza euforia. I tifosi infatti stanno mantenendo la calma in città, come scrive Repubblica, perché sanno che il cammino è lungo. Molto di questo potrebbe essere anche merito di Luciano Spalletti, che continua a mantenere la calma a ogni intervista, a ogni conferenza, cerca di tenere tutti tranquilli. È forse l'atteggiamento giusto che l'allenatore del Napoli ha preso appunto verso i giocatori, ma soprattutto verso la piazza, che ricordiamo lo scorso anno, dopo quelle 3 partite, ha contestato l'allenatore e i calciatori. L'ultima notizia di giornata è quella che ci proietta poi alla partita di domani, le formazioni di Napoli Rangers, dove potrebbero esserci molti cambiamenti, perché sono davvero tanti gli impegni della squadra di Spalletti che ci sono stati in questi ultimi mesi. Ora ci sarà l'ultimo rush finale tra questo fine mese di ottobre e l'inizio di novembre, appunto, che inizierà domani. Andiamo a vedere le formazioni di Napoli Rangers, grazie mille Emanuele sempre. E l'edizione di Repubblica parla appunto dei cambiamenti che può apportare Luciano Spalletti alla formazione. Un turnover, andremo a vedere di quanti giocatori sarà, ma sicuramente Repubblica dice che si candidano Ostigard, Mario Rui, che tra l'altro parlerà oggi in conferenza stampa con Luciano Spalletti, Elmas, Politano, Raspadori, Simeone e forse anche Gaetano. Gianluca Gaetano, che è stato lanciato proprio a sorpresa da Luciano Spalletti al posto di Zielinski durante Roma-Napoli, e la mossa ancora una volta è stata vincente. Soprattutto potrebbero riposare Lobotka e Kvaratskhelia, che sono i giocatori che forse hanno messo più minuti nelle gambe, insieme anche a Di Lorenzo nel Napoli, e che Spalletti cerca sempre di non farne a meno, però forse la partita contro i Rangers può essere l'occasione per diversi calciatori di mettersi in mostra, con Spalletti che continua a far capire che sono tutti parte del progetto, e anche modo per gli stessi calciatori di far vedere il loro talento. La rassegna stampa di oggi è terminata qui, nonostante i piccoli problemi ci scusiamo ancora. A me non resta che ringraziare Emanuele Bernardo in cabina di regia, come sempre impeccabile. Vi do appuntamento a più tardi.